Ho deciso di aprire un ristorante a Cornuda di cucina italo-francese perché appunto volevo portare una cucina diversa, francese, qui ai cornudesi e dunque differenziarmi dal resto delle proposte. Con il mio lavoro, al di là della mia passione per la cucina che voglio trasmettere sui piatti e far apprezzare i clienti che mangiano, voglio far capire che chiunque può farcela a realizzare un sogno, che è quello appunto di cambiare vita, cambiare stile, puntare sui propri desideri, sul proprio potenziale e cercare di realizzare, indipendentemente dai limiti che si può avere di età, dai limiti. Io ho avuto un limite di handicap fisico che è quello della sordità, che appunto porto dalla nascita, quindi porto gli apparecchi acustici, ma questo per me è stato un trampolino per superare ostacoli su ostacoli ed arrivare a quello che sono e a fare quello che faccio. Io ho avuto sempre questa passione per la cucina, anche se ho fatto tantissime cose nella mia vita. Allora, mi sono diplomata in linguistica, ho fatto un percorso culturale e artistico, però la mia passione è sempre stata per la cucina. Mi sono dunque diplomata in un corso serale che mi ha permesso di avere una qualifica per poter poi aprire un locale mio. È una sfida grande che ho preso e che sono riuscita a realizzare grazie alla partecipazione di un bando in Invitalia a Roma che consentiva alle imprese femminili di poter lanciare la propria attività e quindi oggi sono qua. Ho uno staff tutto femminile, ho Elisabetta che mi aiuta in cucina, poi Sofia che è la ragazza che mi segue le persone in sala e una ragazza poi che mi aiuta con il lavaggio. Ho deciso uno staff femminile perché appunto essendo donna voglio dare possibilità alle donne di poter lavorare, di esprimere al meglio le loro potenzialità e proprio appunto perché ho potuto aprire il locale grazie all'imprenditoria femminile di Invitalia. Quindi lo staff doveva dare quel tocco rosa, quella quota rosa che ci voleva ed era giusto che fosse così. Il mio ristorante propone una cucina italo-francese che appunto è un mix, un connubio, un matrimonio tra Italia e Francia. Sono nata in Italia, però la Francia è sempre stata presente nella mia vita quotidiana, appunto perché la mamma è francese e qui ho voluto proporre una cucina alternativa, diversa, che voglio far conoscere appunto a chilometro zero la cucina della Francia.